sull'autostrada, una delle poche autostrade del mare veramente... Presidente Serracchiani, con il progetto NAMIRG si uniscono le forze per la prevenzione nel mare. Sì, importantissimo, è un progetto che si occupa di sicurezza dei trasporti marittimi, ma lo fa con uno sguardo internazionale, quindi la forte collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, lo Stato italiano e la Croazia e la Slovenia è importante per quanto riguarda l'emergenza in mare, la prevenzione ed è importante anche perché fa propri molti degli aspetti che in questi anni abbiamo seguito lavorando appunto con Croazia e Slovenia sui trasporti marittimi, sullo sviluppo dei traffici, sulla sicurezza in mare, sull'impatto ambientale ed è anche la motivazione per la quale riteniamo che sia importante fare squadra soprattutto nei momenti di emergenza. Quindi bene che si siano messi in fila tutti i presidi dello Stato con una forte collaborazione, che ci siano dei finanziamenti europei, che ci sia la possibilità di lavorare tra regioni limitrofe anche se appartenenti a stati diversi e che ci sia anche il coinvolgimento del corpo più amato dai nostri cittadini e quindi delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco, che ringraziamo per aver colto questa opportunità. Il porto di Trieste è il più tutelato del Mediterraneo, ma anche trafficato e rischioso da un certo punto di vista. Lei ha detto che proprio per questo non è il caso di aggiungere un rigassificatore. Esattamente, lo ha spiegato bene il comandante Sancilio. Noi lavoriamo molto sulla prevenzione, sulle emergenze e qui ci sono delle procedure particolari proprio per la particolare situazione del porto di Trieste, che è il luogo nel quale vengono stoccati 43 milioni di tonnellate di idrocarburi ogni anno, è il più grande del Mediterraneo ed è allo stesso tempo anche un porto per nostra fortuna molto trafficato, quindi riteniamo che non vi sia assolutamente spazio per un rigassificatore in questo golfo perché non soltanto creerebbe problemi di traffico ma evidentemente per quanto ci riguarda aumenterebbe anche la necessità di fare ancora più sicurezza in un porto che è già sicuro.